a tutti voi e ben trovati a Elettroshock. Un'estate in bianco è il titolo che abbiamo scelto per questa puntata dedicata di fatto alle novità legate al passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona bianca. Il nostro viaggio questa sera comincerà da Udine, ma poi ci sposteremo anche a Lignano Sabbiadoro, questo proprio per assaporare il ritorno alla normalità. Cominciamo, come si diceva, dal capoluogo friulano, dai bar e dai ristoranti. Lunedì mattina il passaggio in zona bianca è stato festeggiato da molti, riprendendo il rito del caffè sorseggiato finalmente al bancone dopo tanto tempo. E poi ci sono le novità che riguardano i ristoranti, a partire dal fatto che ora è possibile, proprio ora che è arrivato il caldo, consumare anche all'interno dei locali. Partiamo. Vediamo già gente che deve bere il caffè al banco. Beh, direi che l'entusiasmo è tanto, la voglia di stare al banco, di stare in compagnia è sicuramente un bel momento, una bella emozione finalmente. C'è stato più movimento anche grazie a questa possibilità. Assolutamente, sì. Poi oggi e domani comunque sono 2 giorni un po' calmi perché mercoledì è festa, tanta gente fa ponte, quindi c'è un pochino più di calma. Però sicuramente è un altro modo di lavorare, c'è più movimento, anche il sole ci aiuta. Una bella soddisfazione, gratificante, veramente buonissimo il caffè, caldo al banco perché chiaro essendo più caldo non ha aperto col freddo. Riprendere questa buona abitudine. Sì, esattamente, abbiamo la possibilità di poterci gustare un ottimo caffè qui al bar e c'è questa libertà, finalmente possiamo stare veramente goderci bene il caffè. Ecco, loro l'hanno bevuto il caffè, tu lo stai assaporando proprio in questo momento. Berlo al banco è tutta un'altra cosa. Sì, al banco è più caldo, più pronto, subito. Si sente il caffè che è appena fatto e quindi è più buono e ti tira più su, insomma. Voi normalmente il lunedì sareste chiusi, però avete scelto di aprire il 31 per dare un segnale di riapertura. Però c'è poca gente in giro. Sì, certo, abbiamo voluto riaprire proprio anche di lunedì, anche se noi dovevamo osservare il turno di riposo. E chiaramente non c'è molta gente in giro, ma l'avevamo già notato ancora ieri, domenica, perché questa è una settimana che c'è 2 specie di weekend collegati. Però voglio dire, per noi una riapertura si completa, ma nel periodo che eravamo in zona gialla abbiamo comunque esercitato la possibilità di far da mangiare come servizio mensa per gli operai. Poi avendo la struttura alberghiera potevamo offrire pranzo e cena agli ospiti dell'hotel. È un piccolo servizio che abbiamo attrezzato fuori all'esterno e ci siamo un po' arrangiati, questo è un po' il concetto. Si riuscite a tirare avanti nonostante tutto? Sì, sicuramente non con i numeri che competono per sopportare e sopperire i costi che ci sono dell'esercizio. Ecco, perché voi speriamo adesso che con questa zona bianca abbiamo avuto dei piccoli segnali. Noi come Udine abbiamo bisogno del cliente straniero. Per noi lo straniero si intende la Slovenia, la Croazia, l'Austria e la Germania. In questo breve periodo di maggio, ultime 2 settimane di maggio, abbiamo avuto già delle prenotazioni, dei segnali e abbiamo già avuto della clientela. Vedo che si stanno muovendo anche per il mese di giugno, anche perché per loro fra l'Ascensione e le Pentecoste, loro sia Austria, tutti i paesi del nord hanno praticamente un mese di festa e quindi loro possono girare, ecco. I segnali sono positivi. Speriamo comunque che sia veramente stata l'ultima chiusura, che non si ripeterà, non si deve mai ripetere più sta chiusura. Ecco, voi quanti coperti avete all'interno e quanti siete riusciti a garantirne fuori o con quello che si poteva? Era fuori una decina, una dozzina di coperti, all'interno con le misure restrittive 35-40 coperti al massimo. Quando sei a pieno regime chiaramente puoi fare 100 coperti è un'altra cosa, ma non è neanche lavorare a metà perché c'è tutto un problema organizzativo, perché poi la struttura vive con del personale, con delle persone che attualmente sono ancora, diciamo, tutte in cassa integrazione, qualcuno comincerà a rientrare con il 3 giugno, poi qualcuno ha deciso anche di andarsene perché chiaramente anche per loro, avendo degli impegni, delle cose, delle sofferenze, hanno cambiato anche il proprio mestiere. Quindi da cuoco diventano salumieri,
perché così si garantiscono che in un eventuale lockdown sei a lavorare in un negozio alimentare e quello è sempre aperto e quindi non hai questi stipendi che vengono molto ridotti con la cassa integrazione. Primo giorno di zona bianca, cosa comporta per voi? Beh, intanto un ritorno alla normalità. È stato emozionante riaprire questa mattina, riaccendere le luci, accogliere i clienti seduti e sentire il vociare proprio dei clienti seduti al tavolo per passare un attimo di normalità da tanti mesi. Ormai sono 3 mesi che siamo chiusi, quindi 3 mesi di silenzio. 3 mesi di silenzio, esattamente. Ogni riapertura da 1 anno e mezzo è come una nuova inaugurazione per me, da rifare i cappuccini in tazza di porcellana a vedere la gente seduta al tavolo, proprio è un'emozione ogni volta per me. Ecco, ricordiamo rapidamente, adesso si può anche mangiare dentro, si può anche consumare al banco, quindi immagino già da stamattina diversi caffè fatti a persone al bancone, eccetera. Io in realtà il bancone l'ho chiuso da ottobre e non ho intenzione di riaprirlo, perché personalmente, logicamente per bere bisogna togliersi la mascherina e solitamente anche si parla, quindi lo trovo personalmente poco igienico, quindi il banco io l'ho lasciato chiuso. Faccio esposizione, hanno la possibilità di sedersi perché come è giusto che sia e quindi no, io terrò chiuso comunque il bancone, per me è stata un'opportunità. Per quanto riguarda il pranzo, adesso siamo in orario di pranzo, ci sono già delle persone sedute, si può mangiare anche dentro? Assolutamente sì, però la gente adesso col bel tempo comunque preferisce ancora rimanere fuori e godersi questi attimi di sole. Com'è avere di nuovo clienti dentro? È una bella sensazione, c'è un principio di normalità che ci rende un po' più sereni per il proseguo della stagione estiva e la ripresa del lavoro normalmente, come eravamo abituati a farlo, perché ci ha portato un bel disagio tutta questa pandemia. Anche perché fino a poco fa si poteva avere solo clienti all'esterno e voi non è che avete tanto spazio all'esterno. Sì, quel cliente all'esterno ce la cavavamo, nel senso che con 20 posti fra tavolini, sgabelli alti, piuttosto che niente si lavorava lo stesso. Chiaramente la comodità di poter mangiare all'interno, seduti, comodi, è un vantaggio per i clienti e un vantaggio anche per noi che si torna a lavorare in maniera normale. Emozionato oggi per il primo caffè o il primo taglio al banco? Ma emozionato, un po' più di contentezza, ecco, un po' più di felicità nel poter dire ai clienti sedetevi, accomodatevi, e hanno accolto anche loro molto bene questa novità, diciamo così, perché eravamo più quasi abituati ormai a rimanere chiusi, aperti, abituati no, però rassegnati nel dover rispettare queste normative che ci venivano date. Ecco. Zona bianca, siamo al Canarino dove ci sono tanti tavoli pieni. Com'è tornare ad avere la clientela dentro? È senz'altro un grandissimo piacere, non vedevamo l'ora, continueremo senz'altro a rispettare le normative vigenti perché non bisogna mai abbassare la guardia. Ecco, prima, raccontiamolo, si poteva solamente mangiare fuori, quindi pochissimi coperti. Adesso quanti coperti riuscite ad avere? Allora, adesso, sempre rispettando appunto la distanza sociale, riusciamo ad avere all'incirca una 30 di coperti. E già tanta gente il primo giorno si è rivolta a voi? Sì, assolutamente, tanti non vedevano l'ora e sono tornati numerosi. Immaginiamo l'emozione anche di poter aprire dopo questi lunghi mesi di incertezza. Sì, senz'altro, è una grande emozione, una grande gioia. Stavamo scalpitando per riaprire anche all'interno. Com'è stato questo giorno di riapertura? Un'emozione? Ma veramente, puoi proprio dire un'emozione, ma forte, perché comunque aspettavamo questa possibilità di tornare a lavorare con la libertà, no? Di poter accogliere i clienti all'interno, di poterli fare, perché comunque all'esterno magari sì, uno può stare, soprattutto adesso viene la bella stagione, però ci mancava proprio il rapporto. Questi 2 tavoli qui che vedete sono tutti i nostri clienti fissi che vengono ogni giorno, che in questi mesi qua è mancato proprio il rapporto mentre si lavora, la battuta, lo scherzo, la chiacchiera, la risata, quindi
infatti hanno prenotato i 2 tavoli a mezzogiorno che non volevano averli occupati. No? Appena si è potuto subito hanno prenotato. Sì, hanno prenotato proprio per avere, perché l'osteria funziona perché c'è rapporto con l'oste, no? C'è un rapporto anche personale, di risate, di umanità e quindi loro venivano lo stesso, però erano distanti dal bancone, dall'oste, quindi non c'era la stessa abitudine di convivialità che c'era prima. No? Quindi, Prima era un altro lavoro prima? Era un altro lavoro, sì, era un altro lavoro che non è quello come noi intendiamo l'osteria, che si vive di rapporti umani e si vive sì, certo, di prodotti, di enogastronomia, però comunque secondo me il rapporto umano è quello proprio che conta di più. No? Com'è stato riaprire con questa zona bianca? I clienti adesso possono tornare dentro, per voi com'è stato? Oddio, siamo appena all'inizio, per cui vediamo perché il mese scorso, tutto il mese corrente è andata proprio male, perché tra pioggia, freddo, aria, cioè speriamo in futuro, me lo auguro. Adesso c'è anche il sole che saluta questa zona bianca, quindi speriamo bene. Speriamo bene, me lo auguro. Già il fatto stesso che possono entrare dentro è già un vantaggio. Adesso vediamo in questi giorni, speriamo nel caldo. Com'è stato accogliere il primo cliente oggi che poteva finalmente sedersi dentro? È stata un'emozione? Ma ti dirò che sì, perché questo cliente fortunatamente è stato tutto il periodo anche di lockdown, è venuto a prendersi da mangiare, per cui è stato molto fedele e oggi proprio sembra proprio che aspettasse questo giorno, per cui sì, sia per noi che per lui è stato bello, insomma. E con la zona bianca è sparito anche il coprifuoco. Siamo andati a Trieste per vedere com'è stata vissuta la prima serata di libertà. Sta di fatto che a quanto pare il lunedì ha un po' frenato la movida. Andrea Pierini. Una prima notte passata in tranquillità, del resto il lunedì non è proprio giornata di movida. A Trieste nessuna festa per la zona bianca, qualche aperitivo post lavoro, una cena fuori, anche al chiuso dopo molto tempo, e poi un post cena all'insegna della quiete. Tra qualche turista cartina munito alla ricerca di qualche attrazione e tante famiglie di giovani in giro se ne sono visti pochini. Le rive e il Molo Audace hanno regalato un tramonto da cartoline e qualcuno ne ha approfittato per innamorarsi di nuovo. I bar del centro si aspettavano un flusso maggiore al punto che avevano chiamato personale aggiuntivo, in realtà per nulla. Nella zona della movida per eccellenza, via Torino, da ieri è entrata in vigore la norma comunale che impedisce di consumare in contenitori di vetro, dopo che le scorse settimane si era registrato qualche esubero di troppo. Ieri in realtà tutto era molto in tranquillità, i giovani giravano e qualcuno magari immaginava un po' di festa, restando però deluso. Alle 23 i rintocchi di Mikez e Jakez, i mori che suonano la campana dalla torre del municipio in Piazza Unità, hanno ricordato che però non bisogna più tornare a casa, non c'è infatti il coprifuoco. Poco distante i rider si riposavano in attesa degli ultimi ordini. Tutto però è finito e qualcuno intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. La nostra puntata di Elettroshock prosegue andando a Lignano Sabbiadoro. Si è recata nella località balneare friulana la nostra Alexis Sabot proprio per capire come sono state accolte le novità della zona bianca dagli operatori turistici. Partiamo allora subito dalla spiaggia, dagli alberghi e dai ristoranti. Questa è la spiaggia di Lignano Riviera, una spiaggia che già lo scorso anno ha puntato molto sul distanziamento, sulla sicurezza e anche sugli investimenti proprio per portare qui i turisti a fare una vacanza davvero in tranquillità post-Covid. Lina Marsone è la responsabile della spiaggia. Anche quest'anno i clienti sono tornati, i vostri clienti sono tornati e anzi c'è stata una richiesta maggiore. Assolutamente sì, il distanziamento importante deciso l'anno scorso è stato apprezzato l'anno scorso e confermato quest'anno con grande forza. Infatti abbiamo aumentato gli stagionali del 30% e anche forse di più.
Questo è un ottimo risultato. Già vediamo qualche movimento qui in spiaggia in vista del ponte. Siamo al mattino in questo momento, quindi magari la gente arriverà anche nel pomeriggio, sperando anche nel sole, perché quello poi è anche importante per portare gente in spiaggia. Ma un altro tema è quello degli stagionali. Voi siete fortunati perché avete uno staff di bagnini, di personale che riuscite a mantenere di anno in anno. Assolutamente sì, abbiamo persone qui da oltre 20 anni, per cui questo ci aiuta a consolidare il servizio che vogliamo dare e migliorare a tutti i nostri ospiti. Quindi diciamo che nel settore spiaggia siete a posto per quanto riguarda il personale, ma i ristoranti che voi gestite invece avete difficoltà a reclutare personale. Molta difficoltà, infatti questo weekend è stato oggetto anche di disservizio questo. C'erano tanti turisti e noi abbiamo dovuto dire non vi possiamo servire perché non avevamo personale. Questa è una grossa difficoltà. Non diamo servizio ai turisti. E questo è un problema che cercherete di risolvere trovando del personale che sia all'altezza anche di fare un servizio di ristorazione per questa estate. Invece il nostro Paolo Bassi sta riprendendo una zona in particolare che fa riferimento ai lavori dell'albergo che voi state puntando per dare un altro servizio qui fronte mare. Assolutamente. Come potete vedere, fra 15 giorni avremo il grezzo avanzato, per cui l'esterno sarà finito completamente. Avremo il tempo di lavorare all'interno per presentarlo il prossimo anno. Quindi come siamo con le prenotazioni anche per quanto riguarda la possibilità di sì venire in spiaggia ma anche al parco termale, perché c'è anche una piscina che state preparando per l'apertura. Anche lì il tema delle aperture post-Covid, le piscine all'aperto, siete tranquilli, però naturalmente anche lì sono da gestire le distanze. Assolutamente sì. Era già stato programmato l'anno scorso un distanziamento importante, quest'anno anche lì l'abbiamo riconfermato. Abbiamo una cosa in più quest'anno, l'acqua calda, per cui sabato apriamo con 33 gradi di temperatura su tutte le piscine, per cui sarà una gioia per i bambini entrare e godere anche di quest'acqua calda. Ci troviamo a Lignano Pineta, all'Hotel San Francisco, un hotel che si sta preparando ad accogliere gli ospiti. Ne parliamo con Patrizia, la titolare, proprio per capire come sta andando. Partiamo dalle prenotazioni. Questo weekend già un buon numero. Questo weekend sì, partiamo bene. Diciamo partiamo perché in fin dei conti fino adesso noi avevamo tutti buoni presupposti per poter cominciare anche prima. Abbiamo aperto volenterosi anche per per noi, per voler fare qualcosa, per dare sì, per ripartire, per dare un segnale, insomma, che si può. E non è andata molto bene, purtroppo anche grazie al tempo che non ci ha dato una mano. Questo fine settimana direi che cominciamo a partire col piede giusto. In zona bianca non c'è più il coprifuoco, ci sono più libertà, diciamo. Forse anche voi albergatori riuscite a lavorare meglio? Me lo auguro, me lo auguro. Se non altro un pochino più rilassati, perché è brutto anche per noi dover ai clienti a un certo momento dover dire è ora di andare a letto, è ora per quanto insomma, sì, non è un bel lavorare, non lavori tranquillo, cerchi di rendere tutto molto naturale, però naturale non è una situazione del genere, quindi ben venga finalmente, speriamo che tutti rispettino e lavorino con coscienza per poter avere una stagione tranquilla. Voi già dallo scorso anno avete fatto diversi investimenti, soprattutto in sicurezza, in plexiglass. Infatti anche le colazioni diciamo che le servite in sicurezza con distanziamenti e plexiglass. Ci siamo dovuti reinventare un attimino anche perché ovviamente abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare, creare qualcosa che potesse favorire appunto la tranquillità dei nostri clienti perché a noi sta molto a cuore. Come noi, come tutti i nostri colleghi, hanno cercato di adeguarsi a quello che si richiedeva
Di conseguenza sì, anche per esempio noi facciamo solamente le colazioni in albergo, però abbiamo fatto questa scelta di fare una colazione servita, quindi c'è sempre il buffet, però ha uno schermo in plexiglass, c'è una nostra dipendente, la nostra cameriera, che serve tutto quello che il cliente desidera, e altri invece hanno optato per il servizio al tavolo, per esempio. Ci sono state diverse modalità, però tutte atte sicuramente alla salvaguardia del cliente. A proposito di camerieri, un altro tema molto discusso è il personale. Come si può trovare del personale che sia anche preparato per accogliere la clientela? Lì poi andiamo sul tragico. Diciamo che ovviamente ci siamo trovati sempre un attimino impreparati, perché non sapevi prima quando potevi aprire, in che modalità, eccetera. Quindi si è un pochino ritardato tutto, anche la richiesta del personale. Chi ha la fortuna di avere personale che torna tutti gli anni è gran cosa, perché poi ovviamente essendo lavori stagionali hai una rotazione, perché non si può pretendere sempre di avere le stesse persone, sarebbe troppo facile. Noi garantiamo una stagione estiva, non è come la montagna che magari ha la doppia stagione, quindi si mantiene di più il personale che ha. Però è tutta la nostra buona volontà per ricominciare, per poter offrire un servizio che sia chiamato veramente servizio, e viene un attimino ostacolato da questa cosa, perché parlo personalmente, io avrei bisogno di una cameriera al bar. È già la terza volta che faccio la domanda all'ufficio di collocamento, non mi ha risposto nessuno, giuro, nessuno. Cioè è una cosa tragica, veramente. Questo è un appello che lei fa, proprio perché... Tanti altri miei colleghi, perché ci confrontiamo quest'anno, tra l'altro, sottolineo, abbiamo creato un'associazione di operatori qui a Pineta, proprio per darci manforte, per appoggiarsi, per cercare di collaborare in modo da poterci aiutare, e sento che tutti hanno lo stesso problema. Siamo nella terrazza dell'hotel Bellini di Lignano Sabbiadoro, alle nostre spalle la terrazza mare, una bellissima panoramica della località, e qui si riparte in zona bianca con buone prenotazioni. Siamo contenti che finalmente la zona sia diventata bianca, e si spera che sia l'inizio di una nuova era, non soltanto per il Friuli ma a catena poi per il resto dell'Italia. Abbiamo già per il secondo anno adottato tutte le precauzioni per mettere in sicurezza la struttura, garantirne il distanziamento, l'igienizzazione sia delle camere che tutti gli ambienti comuni, e questo ci ha premiato l'anno passato. Le recensioni sono state positive soprattutto per la pulizia, dove abbiamo su Booking un voto di 9.7 per le pulizie e 9.4 come voto generale per il brand che abbiamo realizzato. Gli investimenti sono stati fatti senza esitazione e senza risparmio, proprio perché la garanzia che vogliamo dare al cliente è quella di sentirsi sempre a casa propria, e anche con la massima serenità per trascorrere quelle vacanze che un po' tutti desideriamo già da tempo. Lei è titolare di questo albergo che sotto ha anche un bar, quindi immagino che per lei anche la zona bianca, anche per il bar, servire il caffè al banco, non avere più limiti di tempo, di coprifuoco, sia già un ottimo aspetto per ripartire questa stagione turistica. È un ottimo aspetto sicuramente. Noi nell'attesa della zona bianca abbiamo focalizzato la nostra attenzione soprattutto sulla clientela. Infatti abbiamo dato la mattina sino alle 5 del pomeriggio c'è la sala colazione e gli ambienti comuni che sono di totale ed esclusivo uso dai nostri clienti. Dopo le 5 si apre al pubblico. Chiaramente alle 11 abbiamo avuto la restrizione che ci ha
permesso di lavorare soltanto con i nostri ospiti e che adesso con questa apertura, sempre con il mantenimento di tutte le sicurezze, dei distanziamenti e di tutto ciò che abbiamo fatto, apriremo anche agli avventori e alla gente che ci ha seguito negli anni passati, attendendoli e ospitandoli nel nostro locale. Quali sono i turisti per la maggiore che arrivano qui in albergo, più stranieri che italiani? La nostra struttura è a vocazione soprattutto per il turista straniero. Il nostro bacino d'utenza più importante è l'Austria e abbiamo avuto la fortuna rispetto a tutti gli altri colleghi delle altre regioni italiane che hanno avuto il penalty del blocco delle linee aeree, quindi i turisti americani oltre oceano non potevano arrivare. Abbiamo un turista che arriva in auto e quindi i disservizi e gli svantaggi che noi albergatori abbiamo al momento sono inferiori a quelli di altre regioni. In ogni caso il turista austriaco è il nostro cliente principe. Quindi Corpus Domini questo weekend si lavorerà bene? Corpus Domini abbiamo l'albergo che poche camere rimaste e quindi a brevissimo dovrebbe essere sold out. Anche i ristoranti di Lignano Sabbiadoro, grazie alla zona bianca, lavorano in più tranquillità senza il coprifuoco. Siamo con Luigi De Rosa, titolare della Croce del Sud. Qui c'è sempre tanto movimento, tanti turisti e anche con il ponte del 2 giugno state lavorando bene. Sì, molto bene. Finalmente è zona bianca e non c'è più il coprifuoco e per noi è un punto a nostro vantaggio. Avete tanto investito sia dal punto di vista del design, dell'esterno, dell'interno. Qui si può mangiare tranquillamente all'esterno e all'interno con distanze molto ampie. Sì, distanze a 1 metro, a 2 metri, tutto all'aperto, tutto in sicurezza. Come sta andando questa stagione? Anche prima della zona bianca comunque avete lavorato sempre molto. Sì, molto bene, il weekend è concentrato e adesso speriamo che con la zona bianca si possa anche... Avete visto qualche straniero? Sì, c'è molto afflusso in questo periodo da una settimana, tedeschi e austriaci e sicuramente anche questo weekend ci sono molte prenotazioni e sicuramente adesso inizia. Però avete lavorato anche per Asporto? Sì, anche con l'Asporto, col delivery. Come è andata? No, bene, insomma. Adesso un po' meno perché non riusciamo bene a gestire il tutto, però cercheremo anche di continuare col delivery anche a casa. Bartola Campora, titolare di Ossolemia Ristorante e Pizzeria, si riparte con questa zona bianca dove non c'è più il coprifuoco e si lavora meglio. Molto meglio, non ci sono più finalmente le restrizioni, quelle serali e quelle interne. Diciamo che fondamentalmente teniamo tutte quante le altre restrizioni, cioè l'altanzamento, il gel per le mani, tutto quello che è la mascherina, però finalmente possiamo lavorare almeno fino a mezzanotte perché comunque la clientela ce lo chiedeva e noi fondamentalmente vogliamo dare questo tipo di servizio perché mandar via la gente alle 10, 10 e mezza potrebbe essere anche abbastanza deleterio nei confronti del servizio per loro. C'è la festività ora del 2 giugno, Corpus Domini, insomma si prospetta un weekend di lavoro. Esatto, proprio questo weekend è un weekend molto importante, spero che ci farà vedere quanta gente sta venendo giù e quanta gente ha voglia comunque di venire a Lignano. E le prospettive sono buone e noi speriamo che effettivamente questa cosa avvenga. Di nuovo insieme con Elettroshock restiamo ancora a Lignano per parlare della ripartenza del commercio ma anche dei grandi eventi come ad esempio i concerti live. E poi ci sono le novità che riguardano la discoteca. Non solo, con Alexis Sabot parleremo anche di come la località si prepara ad accogliere i turisti, quali servizi mettere a disposizione ai tempi del Covid.
Stagione balneare al via con Lignano Sabbiadoro, che anche ha un punto tamponi proprio qui vicino al municipio. Che stagione sarà? E intanto questo ponte del 2 giugno, il prossimo weekend, se c'è già movimento. Beh, sarà sicuramente una stagione insomma, in sicurezza, e una stagione che rispetto a quella dell'anno scorso già registra un certo ottimismo. Il trend delle prenotazioni è molto buono, soprattutto per i mesi di luglio e di agosto e anche per la prima quindicina di settembre, quindi si spera che tutti possano lavorare bene nel corso di questa stagione, continuando a mantenere però una certa precauzione nell'osservanza delle misure di sicurezza. E infatti noi abbiamo un servizio di tamponi grazie insomma, alla Friuli Coram, che ha garantito la sua presenza all'interno del nostro territorio anche per questa settimana, ma stiamo lavorando per strutturare in termini stabili il servizio all'interno del nostro punto di primo intervento. Quest'estate si rivedrà anche il premio Hemingway in presenza, quindi si vede qualcosa già di più vicino alla normalità. Sì, anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare una serie di manifestazioni all'interno di un contenitore che è quello dell'Arena Alpe Adria, perché consente il pieno rispetto di tutte quelle che sono le misure di sicurezza e i protocolli igienico-sanitari, e alla luce appunto della efficace gestione condotta l'anno scorso abbiamo pensato di trasferire il premio Hemingway dal Cinema City all'Arena Alpe Adria, proprio per garantire anche una maggior capienza di pubblico e quindi garantire in un certo senso una apertura della manifestazione al pubblico che nel contesto del Cinema City non sarebbe riuscita in questi termini, e quindi avrebbe dovuto essere solo su invito. E proprio tra pochi giorni si riparte qui dall'Arena Alpe Adria ed è proprio quello di Emma Marone, il primo concerto in Italia live. Ce ne parla Luca Tosolini di FVG Music Live. Siete pronti per partire? Sì, finalmente dopo un lungo periodo di riposo siamo contenti e pronti di ripartire. Siamo contenti che la musica riparta da Lignano Sabbiadoro, che è una città che negli ultimi anni ha investito e puntato molto sul connubio tra la musica e il turismo, e quindi siamo molto felici di regalare questo concerto a Lignano, il primo concerto di una lunga stagione, perché Notti in Arena, che comincia il 3 giugno, allieterà le serate dei lignanesi e dei turisti fino a metà settembre. Alcuni nomi sono già stati annunciati, altri li annunceremo nei prossimi giorni. Speriamo bene, un bel inizio, siamo molto contenti e felici di ripartire. Ma concentriamoci sulla nostra regione e su Lignano, perché l'Arena Alpe Adria intanto, grazie alla zona bianca, avrà una capienza di 200 persone in più rispetto al previsto. Assolutamente, oggi siamo riuniti con la Commissione Comunale di Vigilanza. Grazie all'ingresso in zona bianca è ovviamente sparito il coprifuoco, e anche la capienza siamo riusciti ad avere una deroga sopra i 1000 previsti, quindi avremo 1200 persone che potranno accedere. Quindi 1200 persone possono assistere al concerto di Emma Marone in programma questo giovedì. Siamo ancora intorno a un terzo della sua capienza nominale, quindi le distanze si possono facilmente mantenere. L'obiettivo è quello di divertirci e vedere un bellissimo concerto, il primo di molti altri che quest'estate speriamo di riuscire ad organizzare. Tutti qui all'Arena Alpe Adria, perché questo diventa il punto di riferimento, diciamo, dei concerti estivi. Assolutamente, l'amministrazione comunale, devo dire, con uno sforzo molto importante, assieme a Promo Turismo e alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ha creduto in questo progetto, il progetto delle Notti in Arena, individuando un unico luogo nella città di Lignano dove fare i concerti. Sono previste circa 50 serate tra la musica, il cabaret, il teatro per i bambini, la danza. Anche le discoteche si stanno preparando a ripartire dopo un lungo stop forzato. Anche qui però ci sono delle limitazioni, anche soprattutto per quanto riguarda la sala da ballo. Ne parliamo con Adriano Cerato, che è il titolare, uno dei soci del Mr. Charlie qui a Lignano. Siete pronti per ripartire? Ma appunto, dicevo, non sarà proprio una vera discoteca quella che ripartirà, visto appunto le indicazioni che vi hanno dato per ripartire. No, di fatto non potrà essere discoteca. L'autorizzazione che noi abbiamo ricevuto al momento, secondo la linea guida, è quella di poter ripartire equiparando la discoteca a bar e ristorante. Della serie si può venire in discoteca, ma non si può ballare, divieto assoluto di ballo.
è un po' un controsenso, è come dire vado al ristorante, puoi andare al ristorante ma devi aver già mangiato a casa, visto che comunque il nostro prodotto principale è il ballo. Ad ogni modo non è più tempo di polemica, è tempo di agire e sperare in un progressivo miglioramento come le cose stanno dimostrando di andare. Quindi marciare tutti nella direzione propositiva, innanzitutto nel dare un servizio importante alla località turistica come quella di Lignano Sabbiadoro, va bene, dove il turista tipo può trovare un'ampia gamma di offerte, tra cui anche la discoteca, nella speranza ovviamente che quanto prima possibile ciò possa diventare il più normale possibile, insomma, quindi discoteca a tutti gli effetti. Anche perché appunto il Mr. Charlie può riaprire avendo a disposizione la possibilità di un ristorante e di un bar, quindi magari le prime aperture saranno dedicate magari alla ristorazione, con la possibilità di ampliare poi magari a luglio con la sala da ballo. Diciamo che al momento noi ci atteniamo a quelle che sono le linee guida, quindi apriamo nella speranza, come bar e come ristorante, e con questo servizio comunque di allietamento musicale, va bene, con il divieto di ballo, nella speranza che quanto prima possibile si possa tornare a far divertire la gente, tornare a rivivere quelle meravigliose atmosfere del martedì italiano, del sabato Mr. Charlie, del venerdì, e che chiaramente ci contraddistingue come divertimento nel mondo della notte. Green Pass sì, Green Pass no. Tutto dipende da coloro che ci governano, come saranno in grado di gestirlo. Di fatto mi sembra che i giovani stiano dando dimostrazione e una grande e importante sensibilità sul tema e quindi sono fiducioso e ottimista del fatto che tutto andrà per il meglio. La scorsa stagione com'è andata? Se quest'anno abbiamo la possibilità di vaccinarci tutti, la scorsa stagione invece non c'era questa possibilità, ma avete aperto, magari in ritardo, ma è andata avanti. No, l'anno scorso è la dimostrazione di come e di quanto male siamo stati gestiti, cioè ci hanno fatto aprire a luglio per chiuderci il giorno di Ferragosto, senza alcun tempo di preavviso, cioè noi dalla mattina alla sera siamo rimasti chiusi il giorno di Ferragosto. Quindi com'è andata? Malissimo. Quest'anno invece voi date anche la possibilità di creare degli hub vaccinali qui nelle discoteche. Abbiamo messo a disposizione la nostra struttura perché riteniamo che sia un valore aggiunto per la stessa località. Nel momento in cui uno decide di venire in vacanza a Lignano, la sceglie doppiamente, dal momento in cui può sperare che gli venga fatta la seconda dose, per esempio, di vaccino. E purtroppo è normale che qualcuno nel momento in cui deve fare la seconda dose magari rinuncia nel venire in vacanza a Lignano e questo potrebbe essere un plus che a mio avviso, vista comunque l'importanza della struttura, potrebbe, e poi fa anche, secondo me, potrebbe diventare anche un qualcosa di dove ti sei vaccinato? Al Charlie. E quindi ben venga, ovviamente questo a titolo del tutto gratuito, lo voglio sottolineare perché qualcuno magari si è anche permesso di dire no, assolutamente, è un servizio ed è un qualcosa che vuole essere anche un segnale del fatto che comunque è una situazione nella quale noi per primi ci rendiamo conto della difficoltà della situazione. E, ripeto, mai come in questo momento dobbiamo essere uniti e remare tutti nella stessa direzione per uscire tutti quanti assieme quanto prima e tornare tutti assieme ad una quanto più possibile normalità. Siamo a Legnano Pineta, alla tenda bar, qui naturalmente ci si può divertire in tranquillità, tutti con i tavolini distanziati, e Paolo Bartolini ci dirà anche che il servizio cambia anche perché non c'è più il limite del coprifuoco. Diciamo che fino adesso erano tutti molto in ansia per la chiusura alle 11 del coprifuoco e quindi c'era la rincorsa al bere e al mangiare. Da ieri abbiamo notato un cambiamento molto più relax, i clienti molto più rilassati, sempre ovviamente nel rispetto delle regole, mascherina all'interno, distanziamento. Devo dire che fino adesso il comportamento c'è. E che previsioni hai per la stagione, per questo ponte del 2 giugno, ma anche per il prossimo weekend? Terminano anche le scuole tra poco, quindi magari c'è più movimento a Lignano. Sì, quello sicuramente con il termine delle scuole Lignano si popola. Devo dire che l'idea nostra è quella di fare un copia e incolla della stagione 2020, cioè mantenere sempre un ingresso contingentato, un distanziamento, tutti seduti, mascherina quando si muovono all'interno del locale per andare anche in toilette. Diciamo che per quanto riguarda poi gli eventi, che di solito noi eravamo
abituati a fare. Quest'anno purtroppo non so se riusciremo a farli perché potrebbero creare degli assembramenti, cosa che noi non vogliamo fare. Ecco. Anche perché al momento non si può ballare in discoteca e immagino nemmeno qui. Esatto, appunto anche per il rispetto dei colleghi devo dire che io dico che se un altro anno siamo senza musica, noi come locale possiamo farcela, ecco, diciamo. È chiaro che l'allettamento, soprattutto per i turisti, è qualcosa di attrattiva sicuramente. Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio, proprio per capire anche la situazione attuale a Lignano Sabbiadoro. Con la zona bianca c'è più libertà anche di movimento con il fatto che non c'è più il coprifuoco. Sì, è un momento fantastico, stiamo riacquistando gli spazi di libertà e ho visto già nel weekend parecchi turisti austriaci, italiani, veneti, lombardi e prevedo un pienone già per il prossimo weekend che è il weekend di Corpus Domini. Le prenotazioni sono molto alte sia da parte dei bavaresi che da parte degli austriaci e quest'anno devo dire che ho rivisto anche qualcuno dei paesi dell'est che non si vedevano ormai da 2 anni e questo fa piacere e ben sperare. Sicuramente sarà una stagione meglio di quella dell'anno scorso, nel senso che è più lunga e la ripartenza è stata quasi immediata, non c'è stato quel mesetto che abbiamo subito l'anno scorso, quindi c'è grande euforia a Lignano. Quindi anche il Green Pass per quanto riguarda gli stranieri, ma anche gli italiani che raggiungono una località turistica, non mette in difficoltà il turismo e il commercio? Ma al momento non ho visto questo tipo di problemi, magari hanno fatto anche parecchi vaccini anche in Austria e Germania, magari sono mancati un po' di giovanissimi che però con il Green Pass potranno venire nelle prossime settimane. Io non ho visto particolari problemi, anzi ho visto molta voglia di tornare a Lignano. Teniamo conto che Germania e Austria hanno tenuto chiuso ristoranti, bar e negozi per 6 mesi, quindi hanno una voglia di raggiungere il mare, di fare shopping, di gustarsi la cucina italiana, forse come mai prima. Quindi poi il turista spende nei nostri negozi? Il turista spende, per noi, ma non solo per Lignano, per Udine, per Tarvisio, per le nostre città storiche, è il cliente forse più importante, proprio perché c'è l'Italian Style che funziona molto e quindi spende sia nei negozi che nei bar e nei ristoranti, ama il nostro vino, ama la nostra gastronomia e lo shopping qua a Lignano è fondamentalmente di lingua tedesca. Guarda come sei! Abbiamo parlato nel corso di questa puntata di Elettroshock delle principali novità legate al ritorno in zona bianca, della ripartenza di moltissime novità e di questo sapore particolare che ha la normalità. Un'estate in zona bianca, insomma. D'altra parte non mancano le raccomandazioni, questo non è un risultato definitivo, resta importante l'impegno di ciascuno di noi per mantenere insomma, la zona bianca nel nostro territorio. Il nostro Andrea Pierini ha raccolto le parole del prefetto di Trieste Valenti, che è anche commissario di governo per il Friuli Venezia Giulia, il quale invita a non dimenticare quello che ci siamo lasciati alle spalle, le tante vittime, la grande sofferenza che ha riguardato tantissime persone. Poi anche un appello alla vaccinazione. Prefetto, il Friuli Venezia Giulia in zona bianca non è un liberi tutti, c'è ancora qualche piccola regola da rispettare, ma insomma si intravede la luce. Sì, resta sostanzialmente al momento l'obbligo dell'uso della mascherina, sempre al coperto e all'esterno, tranne che per l'attività fisica, attività sportiva e il distanziamento, la regola del distanziamento comunque va rispettata e deve essere garantita. Per il resto riaprono tutte le attività, è possibile anche consumare all'interno dei locali, al banco, seduti, molte palestre, insomma riprende vita
la città, il territorio, e credo che di questo possiamo essere tutti molto soddisfatti. È anche il frutto di uno sforzo collettivo. In questo senso non ci sarà più il coprifuoco, tema sempre molto delicato, però insomma non ci sono più orari, ovviamente adesso l'appello è a usare la testa, perché siamo ancora dentro, non ne siamo ancora usciti. Assolutamente, il senso di responsabilità deve essere la guida per ciascuno di noi, e il tunnel nel quale si intravede la luce è comunque un tunnel dal quale dobbiamo definitivamente uscire grazie ai vaccini e al nostro buonsenso, appunto. L'auspicio è di poter trascorrere queste settimane, spero tutta l'estate, in serenità, tenendo sempre presente ciò che abbiamo lasciato alle spalle. L'ha detto lei, campagna vaccinale, il 3 si apriranno le prenotazioni per tutta la popolazione, quindi insomma un appello ancora più forte a effettuare la profilassi, anche perché insomma per uscire definitivamente, lo dicono gli scienziati, è l'unica strada. Assolutamente, lo dicono i dati, se i risultati che abbiamo conseguito, la zona bianca, il calo dei ricoveri, delle ospedalizzazioni e i contagi è il frutto sicuramente della campagna vaccinale che sta andando avanti. Penso che dovremmo correre quest'estate, questo 20% della popolazione che oggi abbiamo conseguito deve aumentare. Sono aperte a tutte le categorie sostanzialmente ormai quasi di cittadini, si parla anche dei giovani, dei bambini. Io mi auguro che chi non l'ha fatto lo faccia, perché sempre nel rispetto delle decisioni di ciascuno di noi, ma penso che sia importante per sé ma anche per gli altri. Ultimissima domanda, da comunque prefetto rappresentante di tutto il Friuli Venezia Giulia, che soddisfazione è a essere tra le prime regioni in zona bianca? Diciamo che l'estate potrebbe far presagire che potremmo restare bianchi per tutta l'estate, chiaramente l'abbiamo detto più e più volte, mi raccomando, rispetto, attenzione, eccetera eccetera, però insomma magari c'è anche un po' di soddisfazione per il comportamento dei cittadini che hanno mantenuto, seppur con qualche ragionevole magari difficoltà, un comportamento sempre buono. Sì, direi di sì, lo testimoniano le sanzioni che sono state molto ridotte, lo testimoniano i risultati, però guardi, il mio pensiero va anche a tutto quello che abbiamo lasciato alle spalle, alla sofferenza di questi mesi, ai morti, ai malati, a chi ha lavorato per questo obiettivo. Penso che il 2 giugno, che è la festa della Repubblica che tra qualche giorno celebreremo, debba essere soprattutto dedicata appunto al rilancio di questo paese e speriamo innanzitutto al rilancio di questa regione. Invita a mantenere alta la prudenza anche il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, intervistato per noi da Daniele Micheluz. Parla di un traguardo importante, quello della zona bianca, raggiunto con merito, ma che deve essere difeso con comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Anche in questo caso un appello a chi ancora non l'ha fatto a vaccinarsi. Il Friuli Venezia Giulia è in zona bianca, un risultato lungamente inseguito anche a merito degli sforzi fatti e messi in campo. Insomma, si torna un po' alla normalità. Sì, sicuramente è un risultato importante, però un risultato che non ci deve dare nulla per scontato. Non è un liberi tutti. Per continuare a mantenere questa zona bianca e conseguentemente un ritorno alla normalità, dobbiamo essere rispettosi delle regole che ci siamo dati, quindi soddisfazione per questo, soddisfazione anche per le importanti misure che siamo riusciti come sistemi regionali a ottenere in una discussione leale con il governo. Quindi andiamo avanti in questa direzione e continuiamo soprattutto anche ad aderire alla campagna vaccinale, perché anche quello è l'altro pilastro che ci consente di superare questa situazione che abbiamo vissuto nel corso di questi ultimi 18 mesi. A proposito di questo, da questa settimana del 3 giugno ci sarà la possibilità di prenotare il vaccino per tutti quanti, ecco, anche questo è fondamentale. Noi ci aspettiamo sicuramente un risultato importante, c'è una potenzialità di 220.000 persone e naturalmente ci auguriamo che l'adesione sia ampia. Ormai, come vediamo, siamo in grado di raggiungere
tra le 90 e le 100.000 dosi alla settimana, quindi è un lavoro imponente, è una macchina che si è elaborata nel corso del tempo e mi consente anche di ringraziare tutto il personale del sistema della sanità, che da chi fa la somministrazione fino a chi lo organizza ci ha fatto raggiungere anche nella giornata di ieri, la giornata di domenica, una quota estremamente importante anche nel contesto della media italiana del numero di vaccini fatti. Ecco, insieme a Molise e Sardegna facciamo da apripista, abbiamo un po' gli occhi dell'Italia addosso, dovremo anche essere bravi a meritarcela questa zona bianca. Sì, dipenderà molto dai comportamenti che avremo, ma io sono certo che insomma, la responsabilità delle persone, anche sulla base di tutto quello che abbiamo vissuto, ci sarà, e quindi l'importante è mantenerla, non averla conquistata. In questo momento la conquista della zona bianca è un risultato, ora dobbiamo tutti lavorare per mantenerla. Ecco, comincia una nuova fase, sarà un'estate insomma un po' migliore del passato. Sì, sarà un'estate, diciamo che intanto la temperatura e l'aria aperta sicuramente ci aiuta, questo però continuo a dire, ci deve comunque far mantenere quelle regole, quelle regolette molto semplici che tutti abbiamo conosciuto e che per il rispetto non solo di noi stessi ma soprattutto degli altri dobbiamo continuare a mantenere. Termina qui questa puntata di Elettroshock, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, buon proseguimento di serata e alla prossima, arrivederci.